Dottor Bellati, per la sua esperienza specifica, ritiene importante l'apporto delle professioni tecniche? Ma io ritengo essenziale, sta già avvenendo in parte perché nelle nostre fiere abbiamo sempre dei comitati tecnici all'interno del quale ci sono professionisti che a seconda delle esigenze portano il loro contributo, che è un contributo appunto tecnico, ma molte volte anche un contributo di contatti, di rapporti col settore delle imprese, perché ovviamente essendo una fiera noi abbiamo come primo obiettivo quello del coinvolgimento delle imprese, sia come imprese che espongono, sia come buyer, che cioè sono quelle imprese che poi fanno i cosiddetti incontri B2B, business to business, gli incontri con gli espositori. Però se vogliamo andare più nel dettaglio ci sono in particolare alcune fiere che sono per noi importanti per i rapporti che ci possono essere, se fossero anche rafforzati, con il mondo dei professionisti, con il mondo dei tecnici. E sono in particolare la fiera, secondo me, Ricostruire, che è una fiera molto bella perché fra l'altro la parola ricostruire riguardando il settore anche dell'edilizia dice non vogliamo utilizzare ulteriore territorio della nostra bella regione per cementificare, ma vogliamo soprattutto ricostruire, ristrutturare, restaurare, ed è una fiera molto importante che si tiene nel fine settimana di metà febbraio dell'anno prossimo e l'ultimo fine settimana per un totale di circa 5 giorni. Poi un'altra fiera alla quale stiamo dando sempre più importanza ed attenzione è la fiera delle foreste, la fiera, il festival, perché ci sono anche tutta una serie di convegni, di approfondimenti sul tema della filiera legno. Se ci ricordiamo tutti abbiamo avuto qui il dramma, questa è una fiera di montagna, quindi nelle montagne c'è stato il grande dramma della Vaia, che ha portato una grande distruzione a quello che è il patrimonio boschivo del territorio delle Dolomiti, e quindi avremo un momento di grande confronto di tecnici dove sarebbe molto positivo, molto interessante che ci fosse una forte rappresentanza con anche delle idee di contenuti di relatori appunto da parte delle varie associazioni dei tecnici che appunto trovano poi dopo la loro sintesi nella vostra organizzazione. Abbiamo poi ulteriori fiere, ma nell'ambito soprattutto quello che riguarda architetti, ingegneri, geometri e quant'altro c'è anche la fiera Arredamont che ha luogo invece verso fine ottobre. Quindi ricordo le date: Ricostruire è a metà di febbraio e l'ultimo fine settimana, poi abbiamo a giugno 5, 6, 7 la fiera delle foreste e a fine ottobre, a cavallo con l'inizio di novembre, la fiera di Arredamont.